Va ora in onda la rassegna stampa. C'è una puntualità, ragazzi miei, cioè, siamo in guerra, economia di guerra, battaglie, droni che ci vengono distrutti, quelli che costano tanto, e noi cominciamo anche puntuali la rassegna stampa per far vedere, insomma, che ci teniamo a informarvi, a darvi le brutte notizie. Vogliamo essere i primi a darvele queste brutte notizie. No, solo roba buona, signori, lo sapete, la selezione di Sammy Varin è sempre roba di altissima qualità. Buongiorno, non saluta, buongiorno, saluto te, stavo salutando, se fa le corna vuol dire che è di buon umore. Buongiorno a Francesco in regia, buongiorno da Sammy Varin, come state? Dai, siete sotto la neve? Parlo con quelli che mi seguono già a 600-700 metri, ragazzi. Quanta neve questo weekend! Sì, ci è piaciuta la cosa, nel Piemontese, ma anche qua in Lombardia, provincia di Verbania, va in fondo verso Gravellona Toce, e c'ero lì anch'io, appunto, mi son beccato più di mezzo metro di neve, che lusso! Sono quelle cose che ti danno una sensazione positiva in questa valle di lacrime. Buongiorno invece a chi ha preso tanta acqua nel weekend, ci siamo lavati delle nostre colpe, ma oggi su Milano è una giornata squisita, tutta pronta per essere vissuta, con una rassegna stampa con fiocchi e controfiocchi che Sammy Varin vi ha preparato, perché so che ve la meritate, so che state aiutando Radio Libertà attraverso il sito radiolibertà.net, cliccando in alto dona ora, in alto a destra dona ora, ci potete fare un versamento anche di soli 5 euro per dire grazie Sammy Varin, ci sono anch'io. E fatemi ringraziare anche molti artisti che lo fanno di loro spontanea volontà, per ringraziarci, perché ci ricordiamo di loro in questa valle di lacrime dove si mandano sempre i soliti 10-20 pezzi su ogni radio. Radio Libertà trasmette la musica che non c'è, quel sottobosco indipendente con artisti bravissimi che meritano di essere trasmessi, ma che appunto non hanno soldi per pagare le radio importanti. E ho notato questa cosa, io li trasmetto, ma gratuitamente, ci mancherebbe, quelli che meritano, e ogni tanto arriva un aiuto anche da parte loro con un versamento spontaneo di quei famosi 5 euro. Grazie a tutti voi che ci date una mano, però ripeto, non è quello che cerchiamo. Nella vita i soldi non sono così importanti, lo dice anche Francesco ogni giorno, ma la nostra è una missione per fare controinformazione anche musicale, per far vedere che c'è gente che si dà da fare, che non cerca il successo a tutti i costi, ma che vuole semplicemente trasmettere emozioni. Ottimo. Con questo panegirico sono pronto a tuffarmi nelle notizie, non prima di avere guardato quelle della notte. Lo sappiamo, insomma, ci sono stati i vincitori, miglior film, miglior qua, una battaglia dopo l'altra, trionfa con 6 statuette, Michael Jordan miglior attore, batte DiCaprio e Chalamet, lo speciale Oscar sul sito di Repubblica, ma naturalmente la notte degli Oscar è anche sul Corriere. Trionfo di una battaglia dopo l'altra con 6 statuette, premi a Sinner e Champagne, Chalamet, DiCaprio a mani vuote, tutti vincitori, la lista completa, almeno pensate un po' ad altro e non sempre a questa guerra, con Sinner che batte Medvedev in 2 set di lotta ed è campione a Indian Wells. Sono senza parole, la dedica ad Antonelli. Poi il referendum che ormai è alle porte, capire il referendum sul sito del Corriere, il data room della Gabanelli, che troveremo anche in versione cartacea, e l'interessante notizia che c'è l'intervista a Mario Monti sul Corriere, che non potremo naturalmente non leggere. Al referendum voterò, indovinate cosa vota Mario Monti? Voterò no.
a tutela dello Stato di diritto e non per punire il governo. Bene, bene, bene. Poi naturalmente tutte le notizie sulla guerra, sulla quale, lo sapete, io svolazzo, vi do le notizie, ma non vi inserisco tutto quanto in rassegna stampa perché so che ne parlano già approfonditamente tutti gli altri canali. E comunque la notizia principale è che è stata colpita una base in Kuwait con soldati italiani e che ci hanno rotto il drone. Ci avete rotto il drone, quello bello, un drone bellissimo da 30 milioni di euro, una cosa distrutto e non potremo più guardare che cosa fanno i nemici. E soprattutto diciamo che era il motivo principale della presenza italiana in quella base, quindi mi puzza che tra poco torneremo tranquillamente, mestamente però, a casa. Il buongiorno si sente dal Varin e anche dai vostri WhatsAppin, ragazzi miei. È lunedì 16 marzo 2026 e cosa fate? Non volete darci il buongiorno? Non volete dirci cosa succede a casa vostra? Avete anche voi mezzo metro di neve? Siete rimasti sotto l'acqua tutto il weekend, o magari più fortunati in altre latitudini funziona meglio? Scrivete un messaggio al 340 67 09 659, numero di WhatsApp appositamente inventato per voi. 340 67 09 659, ci arriva direttamente qua in computer e noi lo leggiamo ogni mezz'ora. Parto con il quotidiano La Verità, che ha forse la frase più, se riesco a leggerla, tu dici, e lo so, a quest'ora lo sapete, si sveglia il computer comunista che è dentro in ognuno di noi, no? Tu ci clicchi sopra e ti sbatte fuori solo perché vuoi leggere il quotidiano La Verità. Guarda che mi succede anche su Facebook e su YouTube, cioè spesso e volentieri io sono in diretta, quando leggo i titoli della Verità si ammutolisce tutto quanto. C'è un motivo per tutto, direte voi. È vero? Avete capito. Eccola qua la Verità. L'Europa ci rimette alla canna del gas. Meglio di così. Cioè, questo titolo ci dà la sensazione del momento storico, anche un po' lunghettino, che stiamo vivendo con questa Europa. L'Europa ci rimette alla canna del gas con gasolio oltre i 2 euro e magari adesso va ancora più su, altro che Renato Zero, 2,100, 2,100. Ho visto delle cose che voi umani veramente in giro, no, ma io sono sempre del parere che dovete scattare foto. Scatta foto quando vi fa impazzire il prezzo del gasolio, ma anche della benzina. Scattate foto in buono e in cattivo, nel senso che se è troppo alto o ma anche se è così basso che vi viene quasi la lacrimuccia. Inviate la foto della vostra pompa preferita al 340 6709 659. Pompa la pompa. Se il gasolio costa poco, la benzina ancora meno, speditemi la foto, ditemi dove si trova il benzinaro, che lo amiamo, lo facciamo santo. Poi sapete, non c'entra niente il gestore, ma sono le compagnie. Il fatto sta che è una buona compagnia da frequentare, ecco, quella che ha ancora il gasolio sotto i 2 euro. E vi dico che ce ne sono, ragazzi, soprattutto Eni. Sembra incredibile, ma la compagnia di Stato è riuscita ad arginare in questo senso i rincari. Inviate la vostra pompa preferita a Sammy Varin al 340 6709 659, che tra poco vi facciamo vedere le foto del benzinaro più interessante. Pur di non riprendere metano e petrolio da Putin, scrive oggi La Verità, approfittando dello stop alle sanzioni, la Commissione potrebbe razionare i consumi e insistere con il green, ragazzi. Oggi il quotidiano La Verità è da esorcismo proprio, una follia che rovinerebbe le imprese e i cittadini. Maurizio Belpietro
la spara grossa, ma lo sai che molte volte ci si azzecca sparando la grossa. Sempre sulla Verità, Tajani, non ci lasceremo intimidire, e la notizia del drone sulla base italiana in Kuwait, Hormuz ancora in balia del regime. Giuseppe Cricenti, consigliere della Corte di Cassazione, si occupa del referendum ormai alle porte, 22-23 marzo, ragazzi, Senchi, se la spunta il sì, il PM non potrà più scaricare gli errori sul GIP, cose tecniche ma sicuramente interessanti se volete approfondire. Siamo sempre sul quotidiano La Verità, oggi fanno parlare l'esperto, gli ayatollah finanziano pure le baby gang dei Maranza. Non è una buona notizia. Era da un po' che non li sentivamo nominare questi Maranza, speravamo fossero tutti tornati al loro paese, invece no. Claudio Bertollotti, alla guida dell'Osservatorio sul radicalismo, avverte: l'Iran, per destabilizzare le nostre società, finanzia sia i movimenti pro-Pal sia le baby gang di Maranza. Attenzione pure agli Antifa che puntano alla guerriglia. In Askatasuna ci sono persino reduci dalla Siria e sanno usare le armi. Oh, ma che bella notizia per cominciare bene la giornata. Attenti ai Maranza finanziati dall'Iran. Non scherziamo, ma potrebbe essere davvero così. La notizia che poi è su tutti i quotidiani e non si sa ancora chi sia, si parla di pedofilia. Arrestato un ex direttore di un TG. L'amante avrebbe scambiato con lui foto della propria figlia. Abusi anche sui nipotini. Arrestati a Treviso e a Roma un giornalista, già vice direttore di un TG, non si dice il nome, e la sua amante, con la quale si sarebbe scambiato foto hard della figlia di lei. Abusi sarebbero stati perpetrati anche sui nipotini. A scoprire lo sceno archivio è stata proprio la bimba. La denuncia poi è partita da suo padre. Non viene reso noto il nome di questo personaggio, a quanto pare molto conosciuto, si dice per tutelare la privacy della ragazza e soprattutto di tutti coloro che sarebbero stati fotografati, a quanto pare, tra i parenti più vicini. Chiaramente è una cosa che ci fa schifo e lo so, siete tutti molto molto curiosi di sapere chi potrebbe essere il direttore di questo telegiornale. A me non interessa assolutamente, anche perché sinceramente provo una pena pazzesca per queste persone che vanno curate, ma curate molto molto bene. La Verità all'interno, Sammy Varin vi propone questa notizia e che fa arrabbiare certamente, però è alquanto veritiera. A proposito dell'Europa, siamo a pagina 3, la soluzione dell'Europa? Ancora austerità. Pur di non riaprire i rubinetti di Putin, sembra che la Commissione voglia tornare alla ricetta del 2022, quando un certo Draghi ci chiedeva di scegliere, vi ricordate? Tra pace o condizionatore. Che tempi, ragazzi, eh? Tra Kiev e un salasso, che non abbiamo mai capito poi cosa cavolo abbiamo scelto. So che abbiamo peggiorato anno dopo anno, ma i razionamenti energetici uniti al green saranno un suicidio, signori. Oggi paginone con Maurizio Belpietro a pagina 3 del quotidiano La Verità, che poi naturalmente ci avvicina alla giostra di riunioni dell'Unione Europea e del G7, con Forza Italia che insiste: accise giù, compensa l'IVA, il gasolio schizza sopra i 2 euro, il ministro statunitense dice calo dei prezzi entro l'estate, ma voi gli credete? Sì, che li crediamo. Fatto sta, signori, che alle 9 anche questa mattina avremo Riccardo Molinari, capogruppo della Lega in Parlamento, alla Camera, e quindi
gli chiederemo cosa c'è sul tavolo, quali iniziative vuole prendere il governo per far fronte a questi aumenti. Attenzione, si parla ridendo, scherzando, sono aumenti potenti di benzina e di gasolio, ma lo sapete, poi si ripercuote su tutta la filiera. Se avete notato, bada ben, degli aumenti particolari su qualche prezzo, gli alimentari, eccetera, anche qui scrivetemi, io servo per questo, anche perché la nostra radio è veramente molto ascoltata dalla politica e io invio tutto quello che mi spedite, lo rinvio a chi di dovere, capito? 3406709 segnatevi, memorizzate questo numero sul vostro cellulare, che davvero in qualunque momento del giorno o della notte vi serve, perché i vostri pensieri per noi sono importantissimi. Quotidiano La Verità, mi tuffo all'interno con 2 interviste interessanti. La prima con Marco Carnelos, l'ex ambasciatore in Iraq, che dice: Trump ha sottovalutato l'Iran, Roma ora potrebbe mediare. L'ex ambasciatore in Iraq dice: leader europei imbarazzanti, devono ricordare la lezione di Berlusconi in politica estera, si dialoga con tutti, dalla Russia al Medio Oriente. E ancora, la Meloni dovrebbe interrompere il proprio silenzio strategico. Se condanni l'aggressione di Mosca, devi fare lo stesso per USA e Israele. E comunque, giustamente, la Meloni l'ha detto, che si tratta di violazioni. Federico Novella intervista quest'oggi l'ex ambasciatore in Iraq, vi leggo solo l'incipit, ma è un'intervista interessante. Mai come oggi i leader mondiali dovrebbero ricordarsi della lezione di Silvio Berlusconi in politica estera e rintracciare ciò che è ancora attuale dello spirito di Pratica di Mare, sapersi mettere nei panni dell'interlocutore. Coltivare il dialogo senza pregiudizi è un prerequisito per il successo della diplomazia. Marco Canelos è stato ambasciatore italiano in Iraq e inviato speciale in Siria. Ha scritto con Giovanni Castellaneta il libro Berlusconi, il mondo secondo lui, una lezione di politica estera nell'attuale disordine globale. Alla domanda: a che punto è la notte in Iran? Carnelos risponde: domina l'incertezza e la volatilità economica e sociale. Le democrazie occidentali, con le loro fragilità nelle catene di approvvigionamento, nei sistemi economici e nella capacità delle opinioni pubbliche di supportare privazioni prolungate, hanno una soglia di resistenza molto più bassa di quella della popolazione iraniana. Così comincia l'intervista sul quotidiano La Verità con l'ex ambasciatore in Iraq, verità che poi si occupa di Simonetta Matone, che ben conosciamo perché spesso e volentieri è ospite nelle nostre trasmissioni, deputata della Lega, ex magistrato. Le correnti hanno sempre prevalso, per questo il sorteggio fa paura. Titolone: mai visto toghe promosse per meriti. Cosa vuol dire? Che sono state promosse per altri motivi, perché è amico dell'amico, perché semplicemente abbiamo lo stesso partito, va anche Riva. Per questo il sorteggio fa paura, dice Simonetta Matoni. Vassalli diceva: noi collaboratori, al mio codice manca un tassello, la separazione delle carriere. E la sinistra concordava, si ride e si scherza, ma poi salta fuori, insomma, che la sinistra sulla separazione delle carriere, quindi che facciano 2 lavori differenti, quelli che conducono le indagini, che ti devono accusare, e quello che alla fine deve decidere se sei innocente o colpevole, mi sembra il minimo. Simonetta Matone, quest'oggi sul quotidiano La Verità, parla un po' di tutto, anche del caso David Rossi. Il caso David Rossi mi inquieta, la scena del crimine è stata alterata dai PM, che poi hanno fatto tutti carriera. La gente comune è per il sì.
Paginone, tutto da leggere oggi, pagina 9 del quotidiano La Verità con intervista a Simonetta Matone. Altrettanto interessante tornare sull'argomento, la famiglia nel bosco. Pagina 13 della Verità, l'intervista con Eugenia Roccella. Lo scopo degli assistenti sociali è supportare i nuclei, non separarli. Il ministro della famiglia dice: rifiutare il parere del garante significa non gradire alcuna supervisione. Sui bimbi del bosco io invece mi fido di Terragni, hanno diviso un focolare unito, in altri casi dicono che basta l'amore. Eugenia Roccella, quest'oggi sul quotidiano La Verità, intervistata da Francesco Borgonovo, che troverete come ogni settimana il martedì e il giovedì alle ore 13 su questa radio con la sua nuova trasmissione che si chiama La Cittadella. Francesco Borgonovo, ore 13, martedì e giovedì su Radio Libertà. Da Libertà Verità è uno dei tanti quotidiani che oggi mette in pagina la notizia dell'arresto di un ex vice direttore di un TG per pedofilia. Identità non divulgata per non far risalire alle vittime. In manette anche la compagna. Gli avrebbe inviato immagini sessuali di figlia e nipoti. Strano effettivamente in questo mondo di M che viviamo che non venga divulgato il nome del personaggio. Ve lo dico a mio parere personale, non so cosa ne pensate voi, fatemelo sapere. Di solito lo sputtanamento olè è completo mettendo nome e cognome, quindi naturalmente lasciando sputtanare a parte lui se è colpevole, ma l'intera famiglia. Strano che non venga fatto, sembra anche a voi? Fatemelo sapere, 340-6709-659. Nessun quotidiano scrive di chi si tratta questo sporcaccione. Qualcuno sui social lo scrive. Non vi dirò mai di chi si tratta. Cochi Ponzoni, qualcosa di più leggero, a pagina 17 della Verità, intervistato, dice: cantavo nelle osterie con artisti e malavitosi. Il comico era una Milano folcloristica, un amico rubò un tir di camomilla e non sapeva che farsene. In Rai tenevano me e Pozzetto a freno. Oggi la comicità è più dozzinale. Cochi Ponzoni, che ha partecipato, lo avete visto, a Sanremo 2026, interpretando È la vita, rivisitata con Paolo Rossi, Paolo Iannacci, J-Ax, è stato forse uno dei momenti più belli di questo Sanremone. La sua intervista è quest'oggi sul quotidiano La Verità, assolutamente da non perdere per tutti i padani all'ascolto, ma anche per i non padani, perché effettivamente sono ricordi stupendi della nostra giovinezza. 7.52, il buongiorno si sente dal Varine, dai vostri messaggini. Grazie a tutti quelli che ci stanno già scrivendo al 340-6709-659. Pochi minuti e vi leggo, ma prima devo decidere dove andare. A questo punto uno si deve fare qualche domanda, no? Andiamo su Repubblica? Dai, andiamo su Repubblica, che parte con l'auspicio più bello: nuovo attacco agli italiani. E voilà, cominciamo a prendere le bombe, ma non ci hanno fatto niente, faccia di serpente. Colpita con un drone la base in Kuwait, nessun ferito. Distrutto un velivolo Reaper, che è quel drone bello grosso che costa un fracco di soldi, l'unico motivo per cui eravamo lì, e adesso che facciamo? Crosetto infatti già dice: resta solo il personale essenziale, praticamente i rotami del drone. Cauta risposta UE sull'invio di navi Hormuz, si pensa a rafforzare Aspides, quindi aspetta un momento, Trump intanto ci ha invitato a partecipare. Trump dice: futuro NATO negativo se non aiuta in Iran. Capito? Bella notizia sul quotidiano Repubblica, denti stretti ma la deve pur repubblicare, si chiama Repubblica, la Repubblica. Francia al voto,
balzo di Le Pen. I socialisti in testa a Parigi. L'estrema destra francese continua la sua corsa verso il potere al primo turno nelle elezioni comunali, considerate un banco di prova per le presidenziali del 2027. Il Rassemblement National, il partito di Marine Le Pen, avanza in alcune grandi città. Domenica il ballottaggio, socialisti in testa a Parigi. In vista del secondo turno, il leader di RN, Joan Bardella, apre ad alleanze locali con la destra. Se ne occupa Repubblica, ma anche tutti gli altri giornali. La Lectio è latino, di TL. So che qui Donald non piace, solo portaborse a sentire questo importante esponente della tecnodestra, che per alcuni può essere la destra che ti fa ballare la techno, poi lo vediamo, certo. Entriamo all'interno del quotidiano La Repubblica con le misure per il caro energia, scudo per le imprese, bonus per i redditi bassi. Cosa sta facendo il governo? Tanto così per capire, per un amico chiedo, Sostegno anche all'export per le filiere più colpite, il decreto aiuti a fine mese, caccia le coperture, Tajani rilancia l'accisa mobile. Insomma, perché si aspetta? Perché c'è il referendum 22-23 marzo e quindi siamo tutti concentrati su quello. Tu dici, ma dai, ma mi sembra incredibile. No, anche perché c'è fa un po' ridere dirlo, c'è Mister Prezzi che a parte che lo stiamo ancora cercando che fine ha fatto, ma sta indagando chi è che ci sta guadagnando con tutti questi prezzi del gasolio e della benzina che salgono, sta indagando, e quindi mettere l'accisa mobile adesso servirebbe soltanto a farlo guadagnare ancora di più, nel senso che lui tiene alto comunque il prezzo, capito mi hai? Per cui ecco le misure allo studio. Attenzione, per le imprese allo studio sgravi fiscali per ridurre i costi dell'energia delle aziende, sostegni anche ai settori dell'export. Per le famiglie, sul tavolo un bonus antirincari per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro, tra le ipotesi uno sconto sui carburanti. La famosa accisa mobile, a fine mese la misurazione dell'extragettito IVA per decidere se tagliare le accise e ridurre i prezzi alla pompa. Autotrasporto, i tecnici del Ministero delle Imprese studiano un credito d'imposta contro il caro gasolio per i conducenti dei tir. Chiaramente, se avete altre proposte in mente, mi fate un messaggino, ve ne prego. Dobbiamo assolutamente dare nuove idee a questo governo. È il bello che arrivino dal basso, senza offesa, parlando di voi ascoltatori. 340-6709-659. Ditemi voi cosa potremmo proporre, visto che alle 9 abbiamo qua il capogruppo della Lega e poi le vostre proposte le portiamo direttamente in Parlamento, o no? Dove vado? E sono sempre su Repubblica, perché nei paginoni che riguardano i rialzi c'è poi l'articolo di Emma Bonotti come retroscena: Roma cambia piano, più gas dai tubi e nuovi fornitori. Dal Qatar arriva il 10% del GNL, ma sparirà da aprile. Le rotte da Algeria e Mare del Nord possono supplire e si spera nella primavera. Oh, che romanticismo! Si spera nella primavera vuol dire, in poche parole, che si spera che arrivi un po' di caldo e che non dobbiamo più accendere i termosifoni. Si spera nella primavera. Super greggio, Big Oil ringrazia, profitti extra per 63 miliardi, pagina 11 di Repubblica. Con prezzi medi a $100 al barile le aziende statunitensi sono avvantaggiate, mentre per gli automobilisti rincari oltre il 20%. Attenzione, cioè diventano ricche queste compagnie, ma per Trump infatti una grande attenzione in America è rivolta ai prezzi finali di benzina e gasolio, dove si registrano rincari del 22% e aumenti
aumenta lo scontento verso Trump. E lo sapete, poi ci sono le elezioni di midterm e gli daranno una mazzata grande così. Che ne dite? In Francia il balzo lepenista, lo amiamo. C'è l'emozione. Balzo lepenista nelle città francesi, prova generale della corsa all'Eliseo. Sempre più probabile l'alleanza delle destre per le presidenziali del 2027, a sinistra e rottura tra Mélenchon e i riformisti, signori. Arrivano cose buone, buone notizie dalla Francia per chi naturalmente ha determinati gusti non sessuali, sono proprio qui è arrivata la notizia, gusti politici. A proposito di gusti sessuali da curare, il giornalista arrestato e le foto di altri minori, il sospetto di una rete. C'è un paginone anche su Repubblica. Roma, nel suo cellulare non solo le immagini della figlia e dei nipoti della compagna, anche lei arrestata, l'ipotesi di scambi con terzi. L'inchiesta nasce dalle parole di una bambina di 12 anni che ha rivelato al padre ciò che aveva trovato nel computer della madre, immagini pedopornografiche che ritraevano lei e i cuginetti. Lo scorso novembre i carabinieri del comando provinciale di Roma del nucleo investigativo hanno sequestrato telefoni e computer degli indagati, trovando le foto di cui parlava la vittima e anche immagini di altri bambini. Venerdì sono scattati gli arresti. Il giornalista è stato fermato alla stazione Termini appena scesa dal treno. La professoressa invece era in casa sua a Treviso, dove lavora in una scuola superiore. Gli interrogatori degli indagati non sono ancora stati fissati, ma i due verranno sentiti questa settimana su delega dei magistrati della Procura di Roma. Non si conosce il nome di questo giornalista, o meglio, sta trapelando da alcuni social, ma io chiaramente non ve lo dirò mai. Ci fermiamo. C'è la musica ogni mezz'ora, solo artisti indipendenti, signori, e attenti a quello che sta per arrivare. Si presenta direttamente lui. Ci abbiamo il salutino. Vuoi mettere il jingle prima? Jingle e salutino. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ciao a tutti e buon lunedì. Mi presento, io in arte mi chiamo Piano Mora e sono un ragazzo di 21 anni che suona il pianoforte. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. I due pezzi che passeranno in radio fra poco sono Numb dei Linkin Park e Titanium di David Guetta e Sia. Spero che vi piacciono entrambi e entrambi sono riarrangiati a pianoforte. Buon ascolto. Allora, questo io l'ho trovato su Instagram, o meglio, mi è comparso su Instagram, perché molto spesso davvero tu sei lì, guardi le cose e ti compaiono delle cose che secondo il computerino che ha dentro Instagram dovrebbero piacerci. In effetti, è questo artista che si fa chiamare Piano Mora, classe 2004, giovanissimo, di Novara, è completamente autodidatta e in questi anni ha imparato a riarrangiare brani moderni al pianoforte e lo fa per strada, già. E allora ve ne faccio sentire subito uno spezzone, perché questo è da cercare chiaramente su Instagram. Piano Mora, ok? Senti questo pezzo, sentilo.
Allora, qui siamo in piazza a Gagliate, in provincia di Novara. Piano Mora che suona dal vivo in una piazza deserta e lui con questo organo, pianoforte, pianola, chiamatela come volete, che suona in solitudine. Un'immagine bellissima che però trasmette la felicità di questi artisti indipendenti che, ripeto, non sono lì per fare business, per fare soldi, sono lì per trasmettere un'emozione che magari riuscite a carpire voi passeggiando in quel momento. Piano Mora, giovanissimo, in questo caso era Gagliate in provincia di Novara, ma ve ne faccio sentire un altro, ve lo faccio, no, perché è roba così buona che trovate su Instagram che a volte mi dispiace anche che siano dei pezzi, dei video così corti, ma non ha ancora inciso assolutamente nulla, e questo è il bello. C'è Titanium, sentiamo Titanium. Titanium di David Guetta e complimenti a Piano Mora, anche qui non si sa nulla di più di questo artista, lo trovate così semplicemente su Instagram, tanti video suonati nei posti più strani della città, qui eravamo invece in Campania, in mezzo ai cavalli, emozioni, sensazioni che gli artisti indipendenti ancora hanno voglia di trasmettere, a differenza di quelli super pompati dalle solite radio che sinceramente ci hanno un po' stufato. Beh, mi fa piacere che apprezziate, grazie. Tanti WhatsApp al 3406709659, che siete tutti svegli oggi. Vediamo di che umore sono i nostri ascoltatori. Vai. Avevo consigliato di non dimenticare i manifesti per il sì per fasce di età diverse. Mi avete risposto che non sono moderni, così in giro vedo solo manifesti per il no. Meditate! A Maurizio, c'è in giro veramente di tutto. La verità è che quelli per il no sono più cattivelli rispetto a noi, e poi te ne faccio qualche esempio. Quello della Meloni in versione psichiatrica non è tanto bello, dopo ve ne parlo. Vorrei vedere dopo i cosiddetti e noti controlli della finanza sulle compagnie petrolifere quali multe verranno erogate. Ogni ditta fa quello che vuole, i cartelli non vengono approvati. Ne parliamo quando mi dite le multe, noi cittadini le paghiamo sempre subito. Sì, Maurizio, speriamo veramente che arrivino anche le multe per queste compagnie che hanno alzato i prezzi in maniera esorbitante. La sensazione che ho io è che si vada un po' troppo lenti in questo. Buongiorno Sammy, buon inizio settimana, ho già contribuito anch'io alla nostra radio, ma che gentile, ma chi è quello lì? Grazie, lo sapete, bastano 5 euro, il Sammy Varin si accontenta di questo obolo per dirmi ci sono anch'io. Ma dovete dirmelo davvero, cioè quando fate il conto corrente postale andate in posta, prendete uno di quei moduli bianchi, ci scrivete conto corrente postale 37671294, lo ripeto 37671294, lo intestate a Radio Libertà a Milano e nella casualmente la causale del versamento ci scrivete contributo volontario e
con i saluti a Sammy Varin. Se scrivete no, è una roba bella, anche perché vuol dire che mi avete sentito, che avete sentito il mio urlo di dolore, visto che sono l'unico che urla. No, non è vero, urliamo un po' tutti, ma io lo faccio davvero, urlo davvero, perché vi devo tenere svegli, sono le 8:10, o se mi seguite la replica la sera dalle 20 alle 21 che cala la palpebra già a quell'ora, sveglia. Grazie veramente a chi ci aiuta e a chi si ricorda della nostra redazione. Soprattutto quando si avvicinano i momenti di festa, siamo nella zona pasquale, al posto di spedirci la colomba ci fate un versamento di 5 euro. Buona giornata, grazie a tutti quelli che me l'augurano. E cos'è che sta per accadere qualcosa di brutto? Non ho capito. Più di così, manca soltanto l'invasione degli alieni. Aspetta che guardo le agenzie. No, non sono ancora arrivati. Buongiorno caro Sammy, buone notizie? Altri 180 arrivi di stranieri a Lampedusa. Sì, e c'è anche il bambino disperso, e questa è una roba che ci fa arrabbiare, ma così tanto che questa gente... Ma venite voi, volete rischiare la pelle? Arrivate tranquillamente, ma i bambini, per piacere, lasciateli a casa. Avrete una cazzo di nonna, glieli lasciate alla nonna? No! Pochissime espulsioni e perciò ci teniamo chi delinque. Sì, la cosa che più fa paura, e cominciano a parlarne anche in Europa, che adesso arrivino, sì, arrivano anche da quelle zone di guerra. Caro Benzina e Forza Italia, disquisisce sulla giusta proposta di Salvini di ritornare al gas. T'ho detto che fa arrabbiare che se adesso lo inizi a comprare Trump, il gas russo lo compra lui e noi dobbiamo stare qui a fare i green. L'economia, i nostri imprenditori, gli agricoltori, gli allevatori, non c'è più cura del territorio. Bravo. Troppa violenza, difficilissimo avere giustizia, non va più niente bene. Lo so che non mi leggerai. E perché non ti devo leggere? Perché porti sfiga. Basta leggere un quotidiano a caso, guarda. Una società strana e vince una strana mentalità. Altra questa frase molto potente. Vince una strana mentalità. Sembra che noi italiani dobbiamo tacere e stiamo scomparendo. Apparizioni, sparizioni. Pronto? Funziona? Ci siete? Funziona. Vedi che ci sono ancora. Non si capisce perché Trump non invia un po' di navi a smantellare le forze iraniane che bloccano le petroliere. Zitto, Marco! Quello vuole che ci andiamo noi. Acquisirebbe più credito in Europa e ricaverebbe più appoggi, non credi? Oh, Marco, ma perché gli dai queste idee? Vuole che sì, lui ci va, dice prego, venite, e ci manda avanti noi, capito? E sono lì tutti quelli che pronti a spararci o farci esplodere. Buongiorno, mi parli degli Oscar quando il drogato ucraino ha colpito una petroliera che poteva esplodere nel Mediterraneo e ora è una mina vagante usando un metodo mafioso per ricattare gli idioti europei, nel mentre gli ebrei massacrano i cristiani in Libano. Venerdì il professor Pezzani ha chiarito perché siamo destinati a diventare pezzenti, ma tu parlaci degli Oscar o del fatto che la Meloni è andata 3 volte al cesso. Bravo! Caro Marco, ti ho letto soltanto l'apertura dei principali siti internet, sai com'è, faccio il giornalista, devo pur dirti qual è la notizia del momento. Ma lo abbiamo un governo pensa ai suoi cittadini, non alla protezione di politici ricattati o alle ursule isteriche. Ben gli sta agli italiani covidioti, ragazzi, questo è puro gomblottismo. PS, in Romania si è appurato che Georgescu non aveva commesso nessun illecito, ma che strano. Ancora i vostri WhatsApp al 34067096659, siete combattivi, mi piacete. Oltre che ci hanno rotto il giocattolo tecnologico, il drone, torniamo a piangere a casa da mamma Italia. Ma scherzi a parte, questa crisi energetica in cui siamo finiti dimostra quanto sia necessario rivedere le politiche del ritorno al nucleare per essere più autonomi possibili a livello di fabbisogno energetico. Bravo Gianluca, non posso che essere assolutamente d'accordo. Ritorniamo su Repubblica. I love you Repubblica, che non vedeva l'ora di dare spazio a
il generale Vannacci. Qualche quotidiano ne parla, devo dire non con quell'entusiasmo che pensavo, ha perso un po' del suo smalto da quando ha tradito, è uscito simpaticamente dalla Lega il generale Vannacci, che noi tanto abbiamo amato e che amiamo tuttora, perché comunque ha un modo di parlare, di trasmettere i concetti bello potente. Peccato che abbia rinnegato, abbia sputato nel piatto che noi gli abbiamo portato, ed era un bel piattone, ragazzi miei, perché lo abbiamo votato, lo abbiamo eletto vice capo della Lega, e lui poi ma anche alla luce del sole, si è fondato un nuovo partito e si è fatto il suo partito tranquillamente, e in effetti, ribadisco e discoriba, non gliene frega più niente a nessuno. Ma faccela vedere questa pagina, no, non è il solito giornalista, e si vede che proprio non se la sentiva di andare. Pagina 16 di Repubblica, l'inviato è Michele Bocci, che è andato a Montecatini Terme a vedere la prima del tour teatrale dell'ex generale Vannacci. Viva la pizza e abbasso i migranti, lo spettacolo comizio di Vannacci. Il 13 giugno a Roma arriverà il congresso di questo nuovo partito del generale Vannacci. Assolutamente imprevedibile. Il successo sarà un successo mostruoso. Non riesco neanche proprio a quantificarlo. Migliaia di persone, tutte a dire Vannacci, Vannacci, Vannacci. Se siete interessati, trovate non un paginone, ma un 3/4 di paginone, casualmente, sul quotidiano La Repubblica. Giro la pagina di nuovo, ragazzi, mi trovo davanti alla Stampa e dico no grazie, e a questo punto svolazzo sinceramente sul quotidiano Il Giornale, mentre sto vedendo che mi sto facendo molto bene risvegliare. Il risveglio è importante a quest'ora e ci vuole un Sammy Varin. Ringrazio anche tutti quelli che mi stanno guardando sulle pagine Facebook di Lega Salvini Premier e che poi schiacciano il tastino condividi. L'avete schiacciato? Sono qui che aspetto. Il bello è condividere la rassegna stampa sulla vostra pagina Facebook, ma anche inviarla tramite WhatsApp, sempre col tastino condividi, a parenti o amici che magari vorrebbero sentire un po' di notizie, ma sono schiavi delle solite radio, oltre alla solita musica, le solite notizie. Non hanno mai sentito Radio Libertà, perché non abbiamo soldi per farci pubblicità, non abbiamo soldi soprattutto per comparire sui canali più importanti, quindi per avere una rete FM. Lo sapete, non siamo in FM, ma siamo in DAB, quindi se avete una radiolina recente anche nell'autoradio, schiacciate DAB e ci seguite in tutta Italia. Siamo sul sito radiolibertà.net, siamo sulla app di Radio Libertà che scaricate sul vostro cellulare e ci sentite anche sottoterra, in senso buono, in metropolitana, in quei posti lì. Insomma, non avendo soldi è difficile far pubblicità a una radio così rivoluzionaria, e quindi il passaparola, secondo me, è la soluzione migliore. Attenti al quotidiano Il Giornale, che oggi intervista Carlo Nordio. Clima da BR sul referendum. Con il sì, toghe indipendenti. Oggi Oara Borselli intervista sul Giornale Carlo Nordio. Crollo di credibilità, non temo il partito dei PM, e i giudici fanno campagna per il no nei centri sociali. Intervistato dal Giornale a 6 giorni dalla consultazione, mancano 6 giorni e poi il 22-23 di marzo si vota per il referendum, il prossimo weekend. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio spiega l'importanza di votare sì al referendum sulla sua riforma. Le toghe resteranno sempre indipendenti dalla politica, ma sono dipendenti da loro stesse e dagli intrecci correntizi. E poi avverte: non temo il partito dei PM, ma il crollo di credibilità di tutta la magistratura. Da leggere l'intervista a Carlo Nordio oggi sul quotidiano Il Giornale. Accise mobili. Oggi c'è Osvaldo De Paolini che nel suo editoriale di spalla in prima pagina sul Giornale ci parla della facile illusione
delle accise mobili, come la canzone dell'Imagination, ve la ricordate? Illusion. Le accise mobili tornano improvvisamente di moda nel pieno di una crisi internazionale che ha fatto riesplodere la più classica delle paure energetiche, la guerra che diventa guerra del petrolio. Quando le tensioni geopolitiche incendiano il Medio Oriente, quando i mercati reagiscono facendo schizzare verso l'alto il prezzo del greggio e dei carburanti, nella politica italiana scatta puntualmente lo stesso riflesso condizionato: mettere mano alle accise. È accaduto decine di volte negli ultimi 30 anni e accade ancora oggi con la proposta rilanciata dalla segreteria del PD Ellis Lane. Il meccanismo è apparentemente banale. Quando il prezzo dei carburanti sale e lo Stato incassa più IVA, quel maggior gettito dovrebbe essere restituito riducendo le accise. Una soluzione apparentemente di buon senso, perfetta per i titoli dei talk show e per qualche applauso facile. Peccato che, guardata con gli occhi dei conti pubblici, non sia altro che l'ennesima scorciatoia demagogica, perché ogni euro restituito oggi senza coperture strutturali è semplicemente debito che si accumula domani e l'Italia di debito ne ha già fin troppo. Qua mi fermo, ma è interessante certamente. È l'editoriale di Osvaldo De Paolini, porta un po' sfiga, però diciamo che siamo qui anche a mettere delle idee sul tavolo. Chiaramente io aspetto anche le vostre, cari ascoltatori, perché molto spesso siete più bravi degli editorialisti, quelli professionisti. Scrivetemi un WhatsApp al 340 6709 659, fornite idee al nostro governo che poi io gliele faccio avere. Piano del governo contro i rincari. Maelli pensa a boicottare gli Stati Uniti. Allo studio aiuti per le famiglie e le aziende e Schlein che dice ancora non concedere le basi. Siamo sempre sul quotidiano Il Giornale, tra le opinioni quella di Fiamma Nierestein, odio islamista, se nel mondo ritorna il terrore antisemita. All'interno del quotidiano Il Giornale, circo, il circo del no, lo show dell'antiriforma, Pif, Matano, Golino e Ghini, se vi interessa assolutamente da leggere. E poi in taglio basso, il guru dei sondaggi che spinge la rimonta era consigliere per il PD. Attenzione, tam tam sui social, crescono i contrari, ma lo dice Utrent di Diamanti Junior. Il cognome Diamanti ci ricorda qualcosa? Il fronte del no lancia sui social i tam tam della rimonta, che sarebbe ormai a un passo. Un'analisi che Piazza Pulita, programma di punta della 7 condotto da Corrado Formigli e di opposizione al governo Meloni, trasforma in certezza. Con l'affluenza bassa, il no supera il sì nella competizione referendaria sulla separazione delle carriere. Cosa vi ho detto io? Andiamo a votare, ragazzi miei. Se non andiamo, vince il no, sappiatelo, è sempre la solita storia. Se non si va a votare, chi vince? Il PD. È una novità? È ormai diventato uno schema che tutti ripetono come un mantra. Su quali basi? Nessuna, scrive Il Giornale. L'eurodeputato Dem Matteo Ricci sprona la base, cresce l'onda del no. Un tam tam che si appoggia sul sondaggio di Utrend, l'istituto che primo ha sdoganato lo scenario della rimonta. Per carità, nessuno mette in dubbio la bontà, della rivelazione, ma è opportuno precisare chi si trova al timone di Utrend che ha fatto questo sondaggio. Il suo fondatore e principale analista è Giovanni Diamanti, figlio del più noto Ilvo Diamanti, noto sondaggista dell'area del nord-est. Il figlio però sembra essere non solo un sondaggista, ma anche un politico impegnato nel campo del centro-sinistra
con il PD. In pratica la sinistra se la canta e se la suona da sola. Qua mi fermo, ma se volete scoprire qualcosa di più siamo a pagina 2 e 3 del quotidiano Il Giornale. Giro di nuovo la pagina, ecco l'intervistona. Carlo Nordio: ci hanno chiamato fascisti, piduisti, banditi, come ai tempi delle BR. Non temo il partito dei PM, ma il crollo di credibilità di tutta la magistratura. -6 al referendum, pagina 4 e 5, l'intervista di Oara Borselli a Carlo Nordio. Il ministro della giustizia a tutto campo per il sì alla sua riforma. Le toghe resteranno sempre indipendenti dalla politica, ma sono dipendenti da loro stessi e dagli intrecci correntizi. Ancora, sulle promozioni, molti bravi giudici non fanno carriera solo perché non hanno agganci. E non succede soltanto ai giudici, in effetti, qua in Italia. Magistratura, ci sono entrato mezzo secolo fa, il gradimento era elevatissimo, oggi è ai minimi. Se vince il no, le riforme sulla giustizia si fermerebbero, l'Italia resterebbe ai margini dell'Unione Europea, anche perché quel sì l'hanno votato ormai in gran parte dei paesi progrediti, siamo tra i pochi che ancora hanno qualche differenzuccia che fa pensare, vero? Voglio svolazzare su questa nuova sentenza filomigranti e antiviminale. Il Ministero è stato multato per il fermo della nave di una ONG. È arrivata la multa perché non era il Viminale, secondo il Consiglio di Stato, l'unico titolato a decidere il porto di sbarco per le navi ONG operanti nel Mediterraneo. Il Ministero multato per il fermo della nave di una ONG ben 2.518 euro. Giriamo la pagina, perché ci sono altre notizie, ragazzi, che meritano. Siamo sul quotidiano Il Giornale, che si avvia a essere, secondo me, il quotidiano più potente quest'oggi, insieme a Libero, anche alla Verità. Sentite questa, pagina 8. Scuola, gita in moschea e si paga. Non è la prima volta, devo dirti sta cosa, e sta diventando una moda. Un istituto lombardo organizza una visita al luogo di culto islamico, 10 euro a testa. Francesca Galici: nelle scuole italiane sembra essere scoppiata l'Islam mania. Tra chiusure per il Ramadan, chiudiamo il Ramadan, per il Ramadan arbitrarie che non seguono regolare calendario scolastico delle festività, scuole che concedono aule per la preghiera islamica, Allah, divise tra maschi e femmine per evitare contatti come prescrive il Corano. Altre, perché magari sono anche contente le ragazze, oh che bello, siamo senza ragazzi a fare lezioni. Sto tamburellando, mi sono perso la riga. Altre che invitano i professori a non interrogare nelle ore finali durante il Ramadan. Cioè, capito? Noi, se avessimo un regista islamico, e ogni tanto mi viene qualche dubbio a guardare quelli che ho davanti, dovremmo fermare le trasmissioni, perché il regista con il suo tappetino deve fare la preghiera islamica. E io ringrazio Francesco, che veramente ha deciso di abbracciare altre religioni, in modo che Hare Krishna, sì, però ti devi tagliare i capelli e sono pelati no, è un Hare Krishna capellone. Fatto sta, signori, capite a che punto siamo? Cioè, le gite scolastiche in moschea. Era già scoppiato in Veneto solo pochi mesi fa un caso di una classe di bimbi accompagnata nel centro islamico locale, dove i piccoli si sono anche prostrati in direzione Mecca. Adesso è una scuola del Milanese a scatenare le polemiche, anzi del Monzese. La segnalazione arrivata da alcuni genitori alla Lega e riguarda le terze classi della scuola secondaria di un istituto comprensivo di Trezzo sull'Adda, in provincia di Milano, che il prossimo 24 e 26 marzo, combinazione giorni dei referendum, 22 e 23, poi 24 e 26, tutti in moschea, alla moschea di Mezzago. Bella provincia, siamo bella zona della Brianza,
dove c'è anche un noto centro sociale. Adesso non voglio naturalmente dire che sono no, e lì trascorreranno un'intera mattinata, non al centro sociale ma alla moschea di Mezzago, a 2 passi o Reno di Vimercate. Le conosciamo molto bene, quelle zone. La mattinata sarà scandita per moduli, come si evince dalla circolare informativa per i genitori, con attività laboratoriali legate alla vita di Maometto, il rapporto tra fede e scienza, i 5 pilastri dell'Islam, e ancora durante la visita alla moschea verranno approfonditi i temi legati ai diritti delle donne, faranno molto in fretta sicuramente, e alla scrittura araba. Gli obiettivi didattico-culturali dell'iniziativa comprendono tra gli altri l'approfondimento della conoscenza dell'Islam su generici temi importanti della religione di Maometto, ma anche la conoscenza della radicalizzazione e le manifestazioni dell'Islam sul territorio. Verrà anche approfondito il concetto di rispetto per la moschea, l'insegnamento dei comportamenti. Chiaramente la Lega è l'unica che si è fatta sentire, perché sembra che l'obiettivo generale sia fornire agli studenti le nozioni basi dell'Islam con la guida di un imam o comunque della comunità islamica locale, per avvicinarli proprio a questa religione. Si tratta di studenti comunque minorenni che saranno impegnati in un'attività che sta sollevando non poche polemiche. Francamente riteniamo che questa scelta sia preoccupante. La scuola non deve essere un laboratorio di islamizzazione, non è una semplice visita culturale, ma si tratta di una gita con un percorso che sembra promuovere proprio così la religione islamica. Così Silvia Sardone, vice segretario della Lega, e Alessandro Corbetta, che è capogruppo della Lega in Regione Lombardia. Lo avete ascoltato anche recentemente su queste frequenze. Secondo loro siamo di fronte a un cortocircuito della scuola che lascia perplessi. Da una parte, a sinistra, ci dicono che la scuola deve essere laica, togliendo crocifissi, canti del Natale, presepi, e dall'altra si chiudono le scuole per il fine Ramadan e si fanno gite in moschea. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Inizio di settimana ancora caratterizzato dall'impatto di un vortice, soprattutto sulle regioni meridionali. In mattinata rovesci e temporali risulteranno frequenti al sud e sulle isole maggiori, mentre sul resto del paese il tempo risulterà in genere asciutto, salvo per lievi disturbi sul Triveneto. Nel pomeriggio ancora spiccata dinamicità soprattutto sulle regioni meridionali, con piogge frequenti, possibili anche al centro e sul Triveneto, ma decisamente più irregolari. Per ora è tutto dal meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio, olio nuovo, prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio bu elve sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria.
chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Penso alle cose che ho dentro, sembrano fatte di fango. Penso alle cose che ho dentro e mi tirano giù. In queste notti un po' insonni ci sentiamo più grandi. Penso alle cose che ho dentro e ci sei anche tu. Faccio quello che c'è da fare, provo ad andare più spesso al mare, a ridere di brutto di tutto perché non puoi mollare. Lasciami qui in orbita sulla mia astronave e la mia bolla d'aria rimane una canzone e la mia bolla d'aria. Pochi accordi, 3 parole e la mia bolla d'aria rimane una canzone e la mia bolla d'aria. Pochi accordi, 3 parole. Penso alle cose che ho dentro, sembrano più delle stelle. Le mani di mio padre, una di quelle. Se ci pensi anche i giorni, sembrano quasi dettagli di un quadro più grande da appendere al cielo tra chissà domani e io com'ero. Se non basta provare a rimediare, voglio tornare in quella casa al mare a ridere di brutto di tutto perché non puoi mollare. Lasciami qui in orbita sulla mia astronave e la mia bolla d'aria rimane una canzone e la mia bolla d'aria. Pochi accordi, 3 parole e la mia bolla d'aria rimane una canzone e la mia bolla d'aria. Pochi accordi, 3 parole. Tutto quello che hai deciso di riscrivere, riscrivilo con me. I know that's love. Tutto quello che hai deciso di dividere, dividilo con me. Rimane una canzone e la mia bolla d'aria. Pochi accordi, 3 parole. E la mia bolla d'aria rimane una canzone e la mia bolla d'aria rimane una canzone. E you know, rimane una canzone. E noi ne facciamo tante. Ne facciamo tante di bollicine d'aria ogni mattina, sono le notizie che vi spariamo nell'etere sui quotidiani, ma tra una notizia e l'altra ogni mezz'ora mando in onda anche artisti indipendenti. E in queste settimane abbiamo Moa che ci tiene compagnia ogni settimana con un pezzo diverso. Questa è Bolla d'aria. Lei è Martina Maggi da Orvieto che intreccia jazz, poesia, libertà espressiva in un dialogo tra passato e presente. Questa è una canzone cinematografica, ascoltandola a occhi chiusi ci porta in un film. Bolla d'aria di Moa con il buongiorno rinnovato. Sono Sammy Varin, avete scelto bene, una controlavorazione e siamo qui da prima delle 5 per scegliere le notizie più interessanti della giornata, secondo noi, certo, ma anche secondo voi, perché se avete idee me le scrivete al 340 6709 659 e io le vado a recuperare in rete o ovunque. Chiedere scusa alla Russia, questa è la frase di uno dei tanti messaggi arrivati al 340 6709 659 e questo che dice molto semplice Sammy, la macchina pubblica deve ridurre la spesa riducendo i temi di cui si occupa, infine eliminare le accise, confini, giustizia, salute, formazione di base, basta, il resto non è compito della macchina pubblica. Questo è un messaggio così criptico che fa pensare. Sammy, sapere, non dire omertà, un pesce vale l'altro, un porco il vice TG, ci scrive Enzo, ma è del PD, il TG non è Rai? Adesso tutti a caccia di questo nome, prima o poi salterà fuori
Io posso dirvi che ho letto qualcosa e però non posso dirvi di più, assolutamente, scherzi a parte, se non è stato divulgato vuol dire che al momento non si deve sapere per proteggere la privacy di chi è stato fotografato da questo schifoso. Cosa diciamo degli abbracci della Meloni a Zelensky? Il continuo dire sostegno a Zelensky è più vicina a Draghi, che ha seminato odio verso la Russia invece di trattare, ci scrive l'Antonia. Buongiorno, perché ho una fascia che mi impedisce di scrivere commenti su Radio Libertà Salvini Premier? Maria Teresa ha una fascia, sei fascista, quindi no. Cosa vuol dire Maria Teresa? Giuro che non lo so, qui noi siamo Radio Libertà, ma non siamo Salvini Premier, quindi se mi scrivi il tuo messaggio mi compare tranquillamente, fallo, scrivimi ancora che mi arrivano i messaggini. L'Italia era all'avanguardia nella tecnologia delle navi seminatrici, dove sono finite? Vendute, ma gli americani lo sanno? Speriamo in Orban. E ancora Sammy, buongiorno, mi raccomando usa il tuo carisma che piaciu per invitare tutti quelli che ti seguono a votare sì. Anzi, è un po' che non trasmettiamo la canzoncina sul referendum. Bravo Mario, dopo la mettiamo. Di queste occasioni nella vita se ne presentano poche, è vero. Non lasciamola cadere nel vuoto. Non vedete quanti personaggi di sinistra che abbiamo sempre comunque stimato, anche se non la pensavano come noi, che invitano a votare sì? È vero Mario, è vero, anche da sinistra, anche perché questa era una proposta partita proprio da quella parte, poi l'abbiamo fatta nostra e allora loro hanno cambiato idea. Sammy, basta vedere chi ne parla di lui per capire la fine che farà. Non pronuncio neanche il suo nome perché non merita niente e anche tu fai la stessa cosa. Ragazzi, oggi siete di un criptico, fate quasi paura. Se il mediocre Tajani non è d'accordo a riprendere il gas dalla Russia, dovrebbe pagare lui e i suoi taglianini. Questa è nuova, questa me la segno. I taglianini, ma esisteranno mai i seguaci di Tajani? Con la famigliuola Berlusconi a pagare l'aumento del gas. Capito Tajani? Diamoci da fare con l'energia nucleare anziché devastare i terreni fertili e coltivabili. Grazie. Bella meditazione, ci stiamo pensando, ci stiamo arrivando. Il problema è che è una cosa ancora molto molto lunga, lo sapete, oltre alla burocrazia poi ci vogliono tanti anni per costruire anche una piccola centrale nucleare. Giro la pagina, state lì poi i vostri messaggi al 340-6709-659, sacri messaggi, torno a leggerli più avanti. Intanto ritorniamo sul quotidiano Il Giornale, siamo a pagina 8 in taglio basso. Giulia Sorrentino ci riprende l'inchiesta sulla rete del capo islamico di Milano tra Nun e lo sceicco di Hamas. Ecco le fotografie che incastrano Asfa, signori, eccole qua. La guida del centro di Viale Padova e le frequentazioni con i capi dell'organizzazione terroristica oggi in carcere. La moschea invita i propri fedeli a donare durante il Ramadan. Più di 310 persone a digiuno ogni giorno, contribuisce assieme a noi a questa beneficenza. Insomma, molto spesso ci sono islamici che si nascondono dietro la falsa narrazione del dialogo interreligioso e non sappiamo se sia o meno il caso di questo Mohammed Asfa, il capo della moschea milanese di Viale Padova 144, ma è certo tra le sue frequentazioni annoveri personaggi che oggi sono accusati di terrorismo. In più occasioni, infatti, lo vediamo in atteggiamenti piuttosto amichevoli con Mohammed Hanun, oggi in regime di massima sicurezza a Terni, perché è considerato il vertice della cupola di Hamas in Italia, con Riyad al-Bustajani, anche lui dietro le sbarre con il medesimo capo d'accusa, ed altri che vedete qui in radiovisione quest'oggi pubblicati sul quotidiano Il Giornale, che sfoglio nuovamente in vostra compagnia perché a pagina 10, eccolo qua, il governo studia un bonus contro i rincari, aiuti per le famiglie con i 6 sotto i 15.000 euro, e la Schlein si scopre sovranista, dice no
all'intervento. L'isolazionismo della segretaria è l'ennesimo cortocircuito all'interno del PD. Non vuole che gli USA utilizzano le nostre basi nel nuovo conflitto nel Golfo. Ne parla quest'oggi Domenico Di Sanzo, mentre Ellis Line si riscopre sovranista e rilancia sulle accise mobili. Il governo ha in mente una ricetta diversa per contrastare il caro energia e quindi, nonostante le aperture degli scorsi giorni, la soluzione allo studio dell'esecutivo è un nuovo bonus antirincari da corrispondere direttamente alle famiglie che ne hanno più bisogno, come quelle con ISEE inferiori a 15.000 euro. Articolo che prosegue con le altre proposte sul tavolo, ma avremo naturalmente anche occasione di parlarne tra pochissimo alle 9, quando arriva il capogruppo della Lega Riccardo Molinari. Si parla naturalmente anche di referendum sì, referendum no, ma anche al corteo di sabato a Roma ne sono successe di cose non belle. Polemiche per un meme di AWS, guardala qua, bruciarono foto della Premier. 3 identificati, sono stati identificati i primi 3 manifestanti che hanno dato alle fiamme i cartelli con le immagini della Premier Meloni, del ministro della giustizia Nordio, del presidente USA Trump nel corso del corteo di sabato a Roma per il no al referendum. Polemiche anche per il fotomontaggio, ve lo sto facendo vedere se siete in radiovisione, apparso sui social con la Meloni con la camicia di Forza. Già, foto postata dal deputato di AWS Emilio Borrelli sui social facendo riferimento alle parole della Premier sugli stupratori che rimarrebbero più facilmente in libertà qualora vincesse il no al referendum. Dura la reazione di Fratelli d'Italia, la politica dovrebbe essere il luogo del confronto sulle idee e sulle soluzioni senza usare il linguaggio da hater proprio così, e chiaramente la foto è la classica con la Meloni con la faccia un po' da matta e lo psicologo che dice: Giorgia, veramente stai vedendo queste persone, stiamo parlando naturalmente gli stupratori, vedi stupratori intorno a noi eccetera, la solita frase deficiente che abbiamo utilizzato almeno una volta nella vita per prendere in giro qualcuno. Siamo veramente a livelli bassissimi. Ancora sul quotidiano Il Giornale si fa festa, pagina 16, con le elezioni municipali francesi. Le Pen trionfa, rebus alleati ai ballottaggi, spariscono, c'è più i macroniani. Bardella rivendica la vittoria in ottica presidenziali, intese con destra e gollista, Parigi avanti i socialisti. Intanto in Spagna, in Castiglia i popolari perdono consensi, Vox decisivo per il governo, PP senza maggioranza, i sovranisti di Abascal attirano i voti giovani, prove generali per le politiche. Se siete interessati, un bel paginone quest'oggi a pagina 16 del Giornale, che poi si occupa anche della messa in latino. La messa in latino divide Thiel e i tradizionalisti. Un ciclo di conferenze di questo imprenditore americano Peter Thiel, 58 anni, già fondatore di PayPal, che oggi presiede Palantir e finanzia i MAGA. Il fondatore di Palantir vede nel progresso un precetto biblico e l'anticristo nelle spinte che frenano qualsiasi tipo di sviluppo tecnologico. La messa in latino divide Thiel e i tradizionalisti. Per il miliardario della Silicon Valley le forze avverse stanno prevalendo e anche se non è certa, la data della fine del mondo si avvicina. Assolutamente, siamo d'accordo. Ieri l'arrivo di Thiel a Roma è stato accolto con uno striscione di benvenuto sul ponticello di fronte al Colosseo, all'ombra dell'altro simbolo della città, la cupola di San Pietro. L'umore invece decisamente diverso. In Vaticano non hanno preso bene l'annunciato pit stop romano del miliardario della Silicon Valley e soprattutto il suo ciclo di lezioni sull'anticristo. In particolare nei Sacri Palazzi si è guardato con fastidio al tentativo degli organizzatori di provare a mettere l'iniziativa sotto il cappello della Chiesa, prima cercando location religiose per lo svolgimento delle conferenze e poi organizzando una messa d'apertura. Si parla di questo e d'altro, il ciclo di conferenze
Ormuz che sta portando avanti questo della techno. Il techno è una roba che si balla assolutamente e se ne parla un po' su tutti i quotidiani. Taglio basso più interessante per chi non pensa all'anticristo ma pensa ai nostri santi. La truffa delle reliquie di San Francesco. State attenti. Se viene un marocchino a vendervi bella gamba tibia di San Francesco, compra, io rubata poco tempo fa, trovata. Non comprate ste robe, non sono vere. La truffa delle reliquie di San Francesco, vendute per migliaia di dollari, ma sono false. Molti fedeli ci cascano e le acquistano. Fra Giulio di Assisi esclude che siano autentiche. In giro non c'è nulla di vero. Non comprate tibie, rotule, dita. Gli annunci sono persino sui siti di e-commerce e qualcuno ci casca e spende e espande per queste cazzate. Pedofilia. Fermati manager e compagna. Ne parla anche il giornale, pagina 18. Lui è un giornalista, ora in una partecipata statale, lei un insegnante. I carabinieri dicono elevata mole di dati. La denuncia dell'ex padre della figlia, oggi sedicenne. Ci sarebbero foto dei bambini scattate quando i piccoli erano affidati alla donna che avrebbe poi trasmesso le immagini al compagno e, come vi dicevo, per tutelare la privacy non è stato detto di chi si tratta. Uscirà il nome secondo voi? Qualcuno spera di sì? 340 6709 659. Andiamo sulla Stampa. Perché Trump allarga la guerra e ci vuole tirare dentro. La richiesta del tycoon di intervenire nel Golfo. Tajani dice: non siamo coinvolti in operazioni nello stretto. Oggi il vertice europeo. Collaborazione navale a Hormuz, chiede Tajani. L'apertura di Seul a Tokyo, l'attacco alla base italiana in Kuwait. Anche qui sulla Stampa c'è un articolo su TL, vi svelerò il vero anticristo, siamo tutti curiosi, e poi naturalmente, per fortuna, anche un po' di sport bello, la meglio gioventù con Giancarlo Fisichella che scrive la pagina Il mio erede ragazzo d'oro e Vincenzo Santopadre con La forza dell'intelligenza che parla invece di tennis. Antonelli riporta l'Italia a successo in Formula 1 dopo 20 anni. Sinner trionfa a Indian Wells. Ok, ogni tanto la Stampa ci dà anche qualche notizia un po' più leggera. Hormuz, le vie d'uscita, la paralisi della navigazione nello stretto costringe i colossi energetici a trovare passaggi diversi per greggio e gas naturale. Lo spostamento verso il Mar Rosso e l'Iraq è possibile, ma i rischi restano elevati. Pagina 4 del quotidiano La Stampa, un paginone per capire da dove possiamo far arrivare tutte queste cose che ci servono. Intervista all'analista Ettore Bombard, le altre nazioni produttrici possono aumentare le estrazioni, investimenti per nuove infrastrutture. In 2 anni si coprono i flussi mancanti. Per il gas liquido non esistono veri bypass. Le esportazioni del Qatar dipendono dal passaggio nello stretto iraniano. Se ne parla quest'oggi sul quotidiano La Stampa. Rincari, Schlein attacca, è la guerra di Trump, non paghino gli italiani. Centrosinistra in pressing sul governo, lento sul caro energia. E devo dire, un po' di lentezza l'abbiamo avvisata anche noi. Che ne pensate? Scrivetemi 340 6709 659 se avete anche qualche domanda per il capogruppo della Lega alla Camera. Molinari arriva tra pochissimo. Centrosinistra in pressing sul governo, lento sul caro energia, dubbi anche nella maggioranza
per le misure ridotte. Bonus benzina e aiuti alle imprese, ma il voto rinvia le misure anticrisi. Quale voto? È quello del referendum. Il prossimo weekend, 22-23 di marzo, si vota. Governo fermo. Niente Consiglio dei Ministri in settimana, sul tavolo sgravi all'export e intervento sulle bollette. Quindi danno la colpa al referendum. Anche su, se ne parla a Repubblica, vuoi che non ne parla l'ex sorella alla Stampa, Vannacci in scena, il Kuwait andiamo via, comizio show in teatro, luci tricolori e palcoscenico basic per Roberto Vannacci, attore debuttante in un teatro di Montecatini, in un lungo monologo invettiva sulla remigrazione, prima sulla guerra in realtà, poi sulla remigrazione, la parola d'ordine a cui il generale consacra il programma politico di Futuro Nazionale, il partito di cui ha appena annunciato l'Assemblea Costituente per il 13 e 14 giugno a Roma. E naturalmente tutto vostro l'articolo ne parla, chissà come mai. Il quotidiano La Stampa. Non mi hanno detto se si pagava oppure no lo spettacolo del generale Roberto Vannacci. Mi fate sapere questa cosa? Voi che magari siete più informati di me. 3406709 si pagava per vedere Vannacci a teatro? Santa polenta, dall'atomica alla denatalità, la missione romana di Thiel, svelerò chi è l'anticristo, signori. È molto interessata il quotidiano La Stampa, perché è stata lei che ha rivelato l'arrivo a Roma del miliardario americano Thiel per un ciclo di lezioni sull'anticristo riservato a invitati selezionati. L'ideologo della baila tecnodestra USA è a Palazzo Taverna dicendo difendo la libertà. E tra gli invitati alla conferenza, vi dico qualche nome e cognome: Daniele Capezzone, giornalista, dallo scorso dicembre direttore del Tempo ed ex deputato della Repubblica Italiana; Guido Maria Brera, scrittore, finanziere e dirigente d'azienda, è il fondatore del gruppo Kairos, realtà leader nella gestione patrimoniale. C'è anche il nostro Davide Quadri, segretario internazionale della Lega Giovani e assistente della Lega al Parlamento Europeo. C'è Antonio Zanardi Landi, ex consigliere diplomatico di Giorgio Napolitano, ambasciatore a Mosca presso la Santa Sede. Signori, tecnodestra e anticristo? Interessante mix. Giustizia, l'ultimo scontro. Valditara richiama le scuole a rispettare la par condicio. Identificati 3 dei manifestanti che hanno bruciato i cartelli di Meloni e Nordio. Polemiche per il post di AWS che mostra la Premier in versione psichiatrica, ve l'ho già raccontato. Intervista a Stefano Ceccanti sulla Stampa. L'ex parlamentare del PD dice: il doppio CSM elimina i condizionamenti. Arruolato da Meloni, nessun imbarazzo, la legge non assoggetta i PM al governo. E insomma, un pidino, docente ex parlamentare del PD, che vota sì, uno dei tanti. Giro di nuovo la pagina, signori. Dove siamo? Oh, è carina questa è da leggere, pagina 19, è il racconto di Domenico Quirico. 15 anni fa la mia traversata coi migranti. L'Occidente ha fallito, oggi nulla è cambiato. Eccola qua la foto del giornalista famosissimo Domenico Quirico, scattata a Lampedusa il 15 marzo 2011 dopo lo sbarco. Oggi, 15 anni dopo, scrive: le barche continuano a salpare, affondano, e poi ci sono i centri di raccolta, i respingimenti. Solo i prezzi sono cambiati. 1.000 euro pagammo allora, oggi ne servono 5.000. Paginone naturalmente per raccontare il viaggio di questi, li chiamano così, disperati, che continuano a partire. C'è qualcuno chiaramente che li informa dicendogli che qua trovano il paese del Bengodi, che è proprio vero in effetti. Più leggera ma assolutamente bella anche qui l'intervista con Bruno Bozzetto, pagina 21 del quotidiano La Stampa.
inventai gli spaghetti western prima di Sergio Leone. Con Iannacci mi arrabbiavo. L'autore di West End Soda, questa canzoncina carina carina che ci siamo sentiti simpaticamente. West End Soda faceva la musica in mezz'ora, se ne andava. I miei primi film li ho realizzati su un asse da stiro riadattato da mio padre. Gli spaghetti western li abbiamo inventati noi con West End Soda. Bruno Bozzetto ci scherza su, ma non troppo, perché se è vero che per un pugno di dollari uscì prima del suo capolavoro a disegni animati, è anche vero che la lavorazione di West End Soda era cominciata con 2 anni d'anticipo rispetto al film di Sergio Leone che rivoluzionò il genere. Milanese, 88 anni, racconta come la sua carriera sia iniziata per caso, realizzando i suoi primi cartoni su un asse da stiro riadattato. Si ripercorre la storia con Bruno Bozzetto quest'oggi sul quotidiano La Stampa, che si occupa anche di voi pensionati in fuga. Ma dove cacchio andate? Da venerdì iniziano gli accertamenti INPS sugli italiani non più in età lavorativa che si sono trasferiti all'estero. Il tesoretto dei loro contributi vale circa 1,75 miliardi di euro. Fratelli d'Italia presenta una proposta per chi rientra. Paginone quest'oggi sul quotidiano La Stampa. Perché rido? Ma scusa, sono andati a vivere meglio. Il cacao costa meno, signori. Le uova di Pasqua no. Sul cioccolato l'onda lunga dei rincari. Anche quest'anno le uova di Pasqua sono aumentate. I produttori dicono: i dolci venduti oggi riflettono l'impennata delle quotazioni di un anno fa, si ridurranno gli acquisti. Ma guarda un po', materia prima scesa del 72% sul 2025, i consumatori vedranno gli effetti tra 12 mesi. Quindi tra 12 mesi, se ci saremo ancora chiaramente, pagheremo meno le uova di cioccolato, capito mi hai? Santo uovo di cioccolato, signore, a me piace fondente anche con le nocciole, nel caso qualcuno pensi di regalarcene uno. Ci fermiamo, c'è la pausa con la bella canzone La linea del tempo di Marco Baroni e poi il Qui Parlamento con Riccardo Molinari. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. È arrivato dicembre con il suo vento freddo e il bilancio di un altro anno che se ne va. Ho cambiato chitarra, perso un'altra ragazza, ma il mio cuore anche in riserva batte ancora. Sono quello che resta sempre lì sulla porta e di sbiego spero passi un po' di tranquillità. A Natale i regali per pochissimi amici sono come gocce d'acqua in tempi di siccità e mi sento migliore, oggi ho un'altra visione degli errori ormai scolpiti nel mio DNA. Un caffè americano che mi scotta la mano, sono vivo e questo dovrebbe bastarmi di già. A volte manca un filo di gas per prendere coscienza di tutto, specchiarsi nella normalità, cercando il bello in ogni difetto. Ogni giorno è un attacco sulla linea del tempo, un rumore di fondo quando tutto in silenzio. Se ti vedi distante dalle cose che intorno, basta che tu sia a posto con quello che hai dentro, quello che hai dentro, quello che hai dentro. Non ho chiesto a nessuno di diventare qualcuno, scrivere è l'unica cura che funziona, lo so. Attraverso il lavoro ho trovato decoro, arredando le emozioni con un giro di do. Mi dicevano i miei, non disfarti se puoi, che poi dopo rincollarti è un gran casino e lo sai. A volte manca un filo di gas per prendere coscienza di tutto, specchiarsi nella normalità,
cercando il bello in ogni difetto. Ogni giorno è un attacco sulla linea del tempo, un rumore di fondo quando tutto in silenzio. Se ti vedi distante dalle cose che intorno, basta che tu sia a posto. Non riesco a immaginare un istante da cambiare. I ricordi sono un modo per non perdersi. Sabato sera suonerà Ganaceto in provincia di Modena, che poi è anche la sua terra, Sassuolo, dove ha collaborato fin da giovanissimo con Alberto Bertoli, figlio del grande Bertoli. Lui si chiama Marco Baroni. La linea del tempo ci porta al Qui Parlamento. Qui Parlamento. E facciamo qualche minuto insieme al capogruppo della Lega, Riccardo Molinari. Buongiorno. Buongiorno Sammy, un saluto a tutti. Allora, dalla Camera certamente, ma anche da Regione Piemonte, sei il capo della Lega in Piemonte e queste sono settimane in cui siamo un po' tutti attivi come non mai, perché o adesso mai più, per cambiare la giustizia. 22 e 23 di marzo si vota, quindi gli ultimi fuochi di informazione. E come prima domanda ti chiedo proprio, Riccardo, la gente che stai incrociando in queste settimane, che cosa chiede, le difficoltà di questo referendum, magari un po' troppo tecnico, ma noi le risolviamo in pochi secondi, dicendo che cosa, Riccardo, per l'ascoltatore della radio che non ha le idee chiare e che non riesce o non vuole approfondire, perché la verità è che uno magari ci prova, poi vede questi tecnicismi, dice no, ridotta ai minimi termini, questa importante occasione di cambiare la giustizia il 22 e 23 marzo. In cosa consiste? Molinari. Noi stiamo facendo, come dicevi, tanti incontri sui territori, quanti volte abbiamo organizzati una quarantina, più centinaia di gazebo, per spiegare, perché la differenza tra la nostra campagna e quella del no è proprio voler entrare nel merito e far capire alla gente perché questa riforma è importante. Prima di tutto è una riforma storica, perché è una riforma che il Paese attende dal 1988, da quando c'è stata la riforma del processo penale, la riforma Vassalli della procedura penale. Riforma che prevede che il processo penale si svolga con il rito accusatorio, quindi davanti a un giudice terzo, con l'accusa e la difesa a pari livello, che si confrontano in pari condizioni. Questo prevede la riforma del processo penale, questo c'è in tutte le democrazie liberali europee del mondo, questo è stato inserito nella nostra Costituzione con la riforma del giusto processo nel 99, quindi in Costituzione c'è scritto che il processo deve essere così. Quello che non è mai cambiato è l'ordinamento giudiziario, che ha mantenuto la stessa carriera per gli accusatori e i giudici. Oggi il pubblico ministero e il giudice che deve giudicare non sono in due ordinamenti distinti, non fanno due carriere distinte, ma fanno la stessa carriera, sono nello stesso CSM e si valutano e giudicano tra di loro per gli avanzamenti di carriera e per le sanzioni. E questo di fatto è in contraddizione col principio del giusto processo. Quindi perché una riforma storica? Una riforma storica perché si va a completare un ammodernamento del sistema giudiziario del Paese, una vera divisione delle carriere che il Paese aspetta da 40 anni, ma ti dirò di più, che aspetta da quando è stata scritta la Costituzione repubblicana, perché questo retaggio dell'unione delle carriere è ancora un retaggio del ventennio della dittatura, perché è tipico degli stati autoritari avere il pubblico ministero e il magistrato che fanno la stessa carriera. Perché? Perché nei regimi autoritari lo scopo della magistratura non è quella di accertare la verità, è quella di punire chi si vuole mandare in galera. Sappiamo come funziona nella dittatura, no? Cioè nelle dittature i giudici fanno dei processi che sono processi per modo di dire, cioè dove si decide prima chi è l'imputato che deve essere poi punito e messo in galera. Nei sistemi liberali come il nostro, la funzione della magistratura invece accertare la verità davanti a un cittadino che è presunto innocente. Ecco, noi vogliamo un sistema dove il cittadino sia presunto innocente, come prevede la Costituzione, come prevedono gli stati liberali, non che sia, se è lì si parte dal presupposto che sia colpevole e abbia fatto qualcosa. Do solo un altro numero che spesso serve a capire cosa sto dicendo. Guardate,
per capire il problema, perché qualcuno giustamente può dire: ma io sono una persona per bene, non avrò mai problemi con la giustizia, perché dovrebbe interessarmi? Ecco, in realtà la giustizia riguarda tutti, è come la salute, è qualcosa che prima o poi può toccare tutti quanti. Io voglio darvi soltanto un numero per capire di cosa stiamo parlando. Nelle indagini preliminari, in un processo penale, dove il filtro, diciamo, di garanzia è dato dal GIP, che è il giudice delle indagini preliminari, il 97% delle richieste dei PM viene accolta. Cioè vuol dire che il cittadino X innocente che finisce in una indagine penale, nel 97% dei casi riceverà i domiciliari, riceverà l'arresto preventivo, riceverà il sequestro della corrispondenza, del telefono, piuttosto che le intercettazioni, perché nel 97% il GIP dà ragione al PM e nel 97% dei casi verrà rinviato a giudizio. Quali sono poi gli esiti dei processi? Beh, nel 50% dei casi ci sono delle assoluzioni. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che se quasi nel 100% dei casi tutte le richieste dei PM vengono accolte dai GIP e poi la metà vengono assolti, vuol dire che un problema di filtro c'è, un problema di vicinanza tra il GIP GUP e il PM esiste, lo dicono i numeri. E qualcuno potrà dire: sì, ma se i PM sbagliano verranno poi puniti dal CSM. No, il 99% dei casi di valutazioni sui magistrati è positiva. Ecco, con questi numeri penso che possiate farvi un'idea di qual è il problema. Il problema è che serve un CSM senza le correnti e serve separare le carriere tra accusatori e giudici, perché lo prevede la Costituzione, perché è la garanzia migliore per ogni cittadino per bene innocente che, se si trovasse davanti a un tribunale, possa essere giudicato nel modo migliore. Belle meditazioni date, ripeto, da una persona, Riccardo Molinari, che in queste settimane sta incontrando centinaia, se non migliaia di possibili elettori, chiaramente possibili, perché poi bisogna convincerli ad alzare il culo il 22-23 marzo e andare a votare, questo è importante. Abbiamo capito che se non si andrà a votare sarebbe più favorito il no. Ce l'hanno detto i sondaggisti, Riccardo, quindi l'importante è veramente che si scelga di andare a votare per cambiare, perché bisogna cambiarla questa giustizia ed è un'occasione unica. Riccardo, ti rubo ancora qualche minuto, oltre che naturalmente... Scusa, mi dimenticavo, come no? Se posso, un motivo per andare a votare che insomma noi leghisti conosciamo bene, riguardo non tanto la separazione delle carriere ma il tema delle correnti, perché la riforma prevede anche che il CSM appunto non abbia più le correnti ma ci sia il sorteggio, no? Quindi i magistrati non si votino più tra di loro per appartenenza. Anche qua vi do un numero: solo il 20% dei magistrati fa parte di correnti, ma il 100% del CSM è fatto da magistrati che appartengono alle correnti. Cosa sono le correnti? Sono quelle racchiuse nell'ANM. Io vi ricordo un certo presidente dell'ANM, Palamara, che intercettato al telefono diceva: Salvini sta facendo bene a bloccare gli immigrati ma dobbiamo mandarlo a processo. Dava questo ordine ai magistrati e alle correnti. Ecco, superare le correnti vuol dire fare in modo che tutto questo non avvenga più. Non ci sarà più qualcuno che dà ordini e qualcuno che deve rispondere fra i magistrati, perché chi è nel CSM sarà lì soltanto per i suoi meriti professionali e perché sarà stato estratto a sorte. Questo è un altro punto importante della riforma. Scusa se ti ho interrotto. Molto molto importante, direi, e chi ci segue conosce la storia. Dicevo, ancora qualche minuto per capire che cosa succede questa settimana in Parlamento, ma soprattutto chiedono i nostri ascoltatori cosa c'è sul tavolo, cosa propone la Lega per i rincari, per far fronte ai rincari. Parliamo di gasolio, di benzina, ma io ho detto anche ai nostri ascoltatori: fateci sapere se avvertite rincari anche in altri settori. Che cosa bolle in pentola, quali sono le proposte della Lega? E perdonami, ma ti devo segnalare anche che la gente dice: vabbè, ma cosa si sta aspettando? Mister Prezzi, sempre questa entità svolazzante, sta facendo qualche cosa? Abbiamo detto, Tajani diceva adesso si fanno le indagini per capire se si sta facendo un cartello, eccetera. Ok, però si muove qualche cosa, perché intanto noi il pieno ogni settimana dobbiamo farlo. Riccardo. Allora, alla Camera questa settimana non c'è attività perché i lavori sono sospesi proprio per la campagna referendaria. Solitamente prima dei voti nazionali si rallentano i lavori dell'Aula. Questa settimana infatti non ci sarà seduta,
doveva esserci solo mercoledì Giorgia Meloni, che avrebbe dovuto dare le informative prima del Consiglio europeo, ma le ha anticipate la settimana scorsa su richiesta delle opposizioni, e quindi questa settimana a Roma non ci sarà lavoro. Saremo tutti sui territori per il referendum. Per quanto riguarda cosa stiamo facendo, la Lega sta spingendo molto su questo tema. Noi abbiamo in questo momento in commissione alla Camera il cosiddetto decreto bollette e abbiamo fatto tante proposte sul tema dell'energia, sul tema dei costi dell'energia. Per quanto riguarda il gasolio, abbiamo proposto di inserire il principio delle cosiddette accise mobili, che non è neanche da inventare, è una norma che era già stata attuata dal governo nel 2023, quando ci sono stati i rincari della benzina e del gasolio, cioè un sistema per cui quando il prezzo del gasolio e della benzina superano i 2 euro o aumentano dell'1%, in automatico una parte dell'IVA incassata dallo Stato va a tagliare le accise per far ridurre il prezzo. Quindi questo è un emendamento, una proposta che abbiamo fatto. Ci spiace che il governo, quando si è trovato la settimana scorsa, non abbia deciso ancora di intervenire, però insomma su questo provvedimento noi abbiamo fatto questa proposta. Poi ne abbiamo tante altre, ad esempio questo decreto bollette va a incidere sugli incentivi agli agricoltori per il biogas, e noi riteniamo che non abbia senso tagliare in questo momento gli incentivi sul biogas, perché vorrebbe dire per circa 2000 aziende agricole farle chiudere gli impianti e andare a distruggere una filiera che è stata costruita proprio per mantenere e alimentare questo tipo di impianti che producono comunque energia rinnovabile e sono una filiera completamente italiana. Poi c'è un tema che riguarda molto la Lombardia, il Piemonte, il Veneto e le regioni del nord, che è il tema dell'idroelettrico, dove in previsione delle gare richieste dall'Europa noi chiediamo di poter utilizzare la cosiddetta quarta via, cioè di rinnovare le concessioni agli attuali gestori in modo da sbloccare circa 16 miliardi di investimenti di queste concessionarie, che aumenterebbero l'efficientamento energetico di investimenti sul territorio e quindi ridurrebbero anche i costi in bolletta. Poi in ultimo c'è un tema sulle centrali a carbone, dove l'Europa ci chiede di chiudere le poche centrali a carbone che sono rimaste in Italia, e ovviamente abbiamo proposto di non farlo, anche perché la Germania le ha riaperte per far fronte al caro energia, non si capisce perché noi dovremmo chiuderle, anche perché poi una volta spente non si riaccendono. Quindi va bene, sappiamo perché l'Europa lo chiede, il solito discorso dell'ideologia green e altro, ma ancora di più in un momento come questo qualsiasi tipo di possibilità di produrre energia a livello nazionale va difesa. Ecco, queste sono alcune delle proposte, degli emendamenti che abbiamo presentato al decreto bollette alla Camera, che andremo a discutere nelle prossime settimane. E noi veramente li teniamo qui sul tavolo per i nostri ascoltatori. Chiaramente il bello di avere una radio a disposizione, che voi stessi, amici che ci seguite, potete dire la vostra e dare nuove idee inviando messaggi al 340 6709 659, che poi noi inoltriamo ai politici, come Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati. Buon lavoro Riccardo! Grazie Sammy, un saluto a tutti. Qui Parlamento. I tromboni antiriforma, referendum, le comiche finali, titola oggi il quotidiano Libero. Da Landini che strilla contro chi invita a votare, a Scurati che al solito parla di dittatura, Schlein e Bonelli in coro, la democrazia è in pericolo. Sono 30 anni che lo dicono, ma siamo sul quotidiano Libero e Libero ci dice che neanche Khamenei voleva suo figlio come erede, secondo gli 007 non lo stimava molto. La destra sfonda in Francia, dopo le città punta all'Eliseo, esame di maturità alle comunali. E anche sul Libero l'indagine sciocca a Roma sulla rete dei pedofili VIP. Arrestato un giornalista manager. Entrando all'interno, eccole qua, l'ultima settimana di comizi, comiche finali per il no, da Landini a Scurati tutti in piazza a gridare l'allarme democratico, indagini e polemiche con 3 identificati per il rogo del poster di Giorgia, e
ancora proseguendo all'interno di Libero, la von der Leyen che ci parla di un rischio ondata migratoria per la guerra. La presidente della Commissione UE dice milioni di sfollati in Iran e Libano. Futuro incerto, è incerto per loro ma anche per noi. Parla il segretario generale Guterres, per l'ONU sono gli islamici i poveri perseguitati. I governi li proteggano da odio e discriminazioni. La strana tesi del numero 1 delle Nazioni Unite, se ne occupa oggi sul Libero Pietro Senaldi, ma con le persecuzioni ai danni dei musulmani d'Occidente non c'entra nulla. Sono i regimi autoritari, spesso guidati dai fedeli di Allah, che innescano guerre di religione fratricide. Antonio Guterres dice: i musulmani sono vittime di retorica anti-islam, ma anche di odio esplicito. Si rischiano molestie e violenze. Te capì? E non l'avrei mai pensato, anche perché nella pagina successiva si racconta dell'incredibile gita scolastica nel milanese, studenti in moschea per ascoltare la lezione sui diritti delle donne. Ragazzi, scuola media di Trezzo sull'Adda organizza la visita a un centro islamico della Brianza. Tra i laboratori previsti anche il rapporto tra fede e scienza. Ira della Lega, scelta preoccupante. Non si promuova la sottomissione. Da una parte ci dicono che la scuola deve togliere crocifissi e presepe, dall'altra si fanno gite in moschea. A parlare è Silvia Sardone. Mentre il Senegal raddoppia le pene per i gay, previsti fino a 10 anni di carcere, e io prevedo tanti senegalesi gay che arriveranno qua nel nostro paese. Sì, sto per aprire le linee, è vero, lo avete capito, e iniziate già a infestarle. Chiamate 0292947222 per entrare in diretta e senza filtro su Radio Libertà. Intanto il Corriere che titola Kuwait Ride sulla base italiana. L'intervista ci mancava a Cavo Dragone che dice: attacchi indiscriminati, l'Iran è una sfida alla nostra sicurezza. L'ammiraglio, la NATO solidale con i paesi colpiti. La riunione dei vertici militari dei 32 paesi membri, anche se non direttamente coinvolti nel conflitto, ha confermato l'innalzamento dello schieramento dei missili a difesa. Paginone con Cavo Dragone. Mediterraneo, crisi che hanno effetti su scala mondiale, l'alleanza solidale con tutti i paesi colpiti, pronti a respingere minacce anche nel Mediterraneo. Ma proseguendo sul quotidiano Il Corriere si parla di diplomazia, navi e petrolio. Trump avverte la NATO, dice Teheran vuole raggiungere un accordo ma il regime ha smentito. L'egiziano Al-Sisi si offre per una mediazione e il titolo è La flotta immobile. Donald chiama Starmer per lo stretto di Hormuz, ma Londra non ha mezzi pronti a salpare. Parigi contraria a inviare imbarcazioni. Uè, rispondete voi, che se no si gira verso di noi. Che gli rispondiamo? Hormuz, l'ipotesi di un'altra fregata, in senso di nave. Il governo studia il bonus anti-rincari, sempre sul quotidiano Il Corriere. Attenzione al Realpolitik di Giampiero Massolo oggi sul Corriere, che titola Il paradosso di fronte agli USA. Quale Iran ci sarà dopo? Eh sì, perché Washington è di fronte a questo paradosso. Senza truppe di terra, che non vuole inviare, e senza un'opposizione iraniana organizzata, che non c'è, e un cambio di regime che non è alla portata, ma senza regime change, l'obiettivo di disarmare durevolmente l'Iran e avere un governo più accomodante non è realistico. Ne parla oggi il quotidiano Il Corriere. Dai, chiamate 0292947222, voglio sentire le vostre voci. Pronto? Pronto? Ciao. Sì, ciao, buondì. Chiamo da Trieste. Allora, domani, mi senti? Certo. Sì, grazie. Domani il ministro degli esteri Antonio Tajani sarà a Trieste per suggellare la candidatura del nostro porto al principale collegamento tra l'Europa e il regime sionista attraverso il corridoio IMEC. Cos'è questo corridoio? È un corridoio economico
India, Medio Oriente, Europa, nato come alternativa strategica per la via della seta, per le vie cinesi. Nasce logicamente questo corridoio come alleanza tra le democrazie, ma oggi il piano prevede di legare il porto di Trieste con quello di Haifa, principale infrastruttura militare marittima di Israele. E quindi lasciate immaginare, in caso di un conflitto, cosa succede alla città di Trieste. Praticamente una pioggia di bombe. E questo è il regalo che ci fa il nostro caro governo. Ciao! Grazie. Segnate giù a pagina 13 del quotidiano Il Corriere l'intervista imperdibile all'ex premier Mario Monti. Al referendum voterò no a tutela dello Stato di diritto e per non punire il governo. E non per punire il governo, cioè non ci punisce, no, se vota no non si cambia assolutamente niente. L'ex premier Monti dice più poteri all'esecutivo mi preoccupano. 0292947222. Chi c'è in linea? Pronto? Buongiorno signor Semmelidetta. Buongiorno. Sul referendum, le ragioni del no e quelle del sì. Allora, signor Semmi, una tarda mattinata di sabato in pieno centro città. Dico io, nel sole di primavera, sul banchetto allestito per la campagna sul referendum, sempre per la giustizia, Favella mostra di sé un cartello a caratteri cubitali, dove i sostenitori del no, signor Semmi, hanno avuto la brillante pensata di scrivere vota no, mandiamo a casa il governo Meloni. Se qualcuno avesse ancora dubbi, dico io, sulle nobili ragioni del no, adesso è servito. Fossi indecisa sul voto, basterebbe questo a farmi mettere la croce sul sì. Complimenti, dico io sempre alla sinistra, per il clamoroso autogol. Tutto qua, io la saluto e buona giornata. Grazie. Sto inquadrando anche il data room della Gabanelli oggi sul Corriere. Capire il referendum, i motivi del sì e del no. Ma è chiaro, lo abbiamo capito bene, che ormai è un referendum pro o contro il governo. Anche il Corriere è obbligato a parlare delle elezioni francesi municipali. La sinistra avanti a Parigi, sì, però primo turno in 35.000 comuni, testa a testa con i lepenisti a Marsiglia, l'estrema destra favorita a Nizza, che Lecchi a du pass con l'Italia. 0292947222. Chi c'è in linea? Pronto? Ciao Sammy, buongiorno. Buongiorno. Allora, un motivo in più per votare sì, visto che quei traditori della patria che hai nominato prima votano, un motivo in più. Allora, il pedofilo, delinquente, assassino pedofilo, è un vice direttore di Sky TG24 che si chiama MM, come la metropolitana. Andate a cercarlo, perché questi non hanno neanche, questi servi del regime, questi giornalisti maledetti, non hanno neanche il coraggio di mettere il nome, ma è un vice direttore di Sky TG24. Chi scandalizza anche uno di questi miei piccoli, è meglio per lui mettergli al collo una macina e buttarlo in fondo al mare. Io questa gente che sta, e adagio adagio ne verranno fuori tanti, perché adesso con i file Epstein tutto è svelato e tutto è compiuto, come dicevano. Secondo me questa gente, io veramente, Sammy, una macina al collo, buttati nel mare, perché anche Cristo, nostro Signore, che era misericordioso, chi tocca un bambino, ok, per qualsiasi motivo, deve essere messo dove in fondo al mare. Grazie cara, andiamo in fondo al mare. Sì, comunque c'è la stranezza, ripeto, che forse non è mai accaduto che tutti i giornali abbiano taciuto il nome di questo giornalista pedofilo, persona molto conosciuta all'interno del settore comunicazione. Il Tempo, mini jihadisti tra di noi, scatta l'allarme, radicalizzazione islamica nelle carceri italiane. Sono 19 i minori detenuti per reclutamento e apologia del terrorismo. Attenzione all'editoriale di Daniele Capezzone, che è stato tra gli invitati alla conferenza di Peter Thiel, dove vorrebbero portarci gli isterici anti-Thiel. Ossessione e lapidazione, eccola qua
fa la sua meditazione, ma naturalmente anche l'associazione Gioberti ha il tempo e parla della profezia di Thiel su tecnologia e cristianesimo. Ieri a Roma l'evento top secret dell'imprenditore USA Thiel, la prospettiva cattolica per leggere il futuro. 0292947222, le linee sono libere in questo momento. Se ci chiedi cosa è successo quando fa così, vuol dire che si è bloccato tutto quanto. Fate il numero lentamente: 0292947222 per entrare in questo momento in diretta con Sammy Varin. Intanto all'interno del quotidiano Il Tempo l'allarme radicalizzazione islamica, ne parla solo Il Tempo oggi. Mini jihadisti già tra noi. E non così mini. Sono 19 gli under 18 detenuti in istituti penali per minorenni o nelle comunità educative, reati contestati legati ad apologia del terrorismo, reclutamento e atti preparatori. Di spalla Alessio Gallicola scrive: jihadisti e Maranza, se in carcere nasce un mix esplosivo. Ragazzi, solo per questi due articoli oggi il tempo è vostro. In taglio basso, a Cuba proteste contro regime castrista, ma Salis e Lucano sfidano la sorte con la flotilla. I manifestanti bruciano la sede del Partito Comunista, mentre gli eurodeputati della sinistra se la prendono con l'Occidente. Contraddizioni sinistre. 0292947222. Pronto? Pronto? Buongiorno. Pronto? Mi senti? Io non Sì, sento. io sento. Ok, allora ascolta sulla storia del referendum. Ma io dico, gli italiani sono tutti giovani, benissimo, però io che sono un po' anziana, mi ricordo che abbiamo fatto un referendum sulla colpevolezza della giustizia. Abbiamo votato sì, e cosa è successo? Hanno tramutato la legge nel modo che nessun giudice deve pagare, ma se la giustizia sbaglia, pagano gli italiani, come è venuto fino adesso. Cioè, è possibile che non c'è un politico, un giornalista che ricordi questa roba qua? Questo è come è andata a finire. Quindi la gente è meglio che apra gli occhi e vada a votare per il sì, perché vedremo poi dopo quale esclusiva farà ancora la giustizia. Questo volevo ricordare. Noi Grazie. abbiamo votato sì per la colpevolezza, loro hanno detto benissimo, se sbagliamo pagano gli italiani. È vero. Ciao sempre. Grazie, Ciao. applauso per questa ascoltatrice. Pagina 3 del Tempo, gite di terza media in moschea con laboratorio su Maometto e lezione sui pilastri dell'Islam. L'Istituto di Trezzo sull'Adda dice: garantiamo il confronto tra culture. Sardone della Lega. L'iniziativa di questa scuola è preoccupante. Pronto? Pronto? Chi si sente? Pronto, ciao Sammy! Ciao, in alto i cuori a tutti sempre! Allora è semplice, la gente è semplice, la Lega si rivolge al popolo, gente semplice, alla gente bisogna dire le cose come stanno. Se tu vuoi la libertà, devi votare sì, il no è contro la schiavitù, è per l'inquisizione dell'imputato, noi siamo per la libertà. Questo bisogna dire alla gente semplice e lo sa cosa vuol dire la libertà. Grazie spirito. caro, libertà, hai capito bene, questa è la radio giusta, libertà e alzare il culo dal divano il 22-23 marzo, andare a votare. E ancora sul quotidiano Il Tempo, signori, a pagina 5 ve la fanno proprio vedere, la vignetta: deputato AVS ritrae Meloni come malata psichiatrica per invitare a votare no. È la solita vignetta con la Meloni con lo sguardo da matta e lo psicanalista che dice: e dimmi Giorgia, questi magistrati che liberano spacciatori e pedofili sono qui in questa stanza con noi? Fa proprio ridere, sì, stiamo ridendo tutti quanti. C'è ancora qualcuno in linea? No! E allora sto per andarmene, sì, me ne devo andare. No, che io stare qui ancora un po', anche perché, ragazzi, io lo so che se a questo punto voi siete caldi, avreste una voglia pazzesca di entrare in onda. Purtroppo al momento siamo fermi, c'è l'editoriale del nostro direttore, poi c'è l'America, poi però arriva Giulio Cainarca in studio
e alle 11 ritorna Sammy Varin. Quindi signori, tanti messaggi che mi state scrivendo al 340 6709 659 troveranno sfogo alle 11, dalle 11 a mezzogiorno, per la seconda parte di Controinformazione targata Radio Libertà.